Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Stanno per partire i cavalli della prima corsa, una prova per 3 anni Maiden, quindi che non abbiano mai vinto una corsa in carriera. Sono in 7 dietro le ali dell'autostart, all'1 Freccia Nera R, Daniele Quarnetti, 2 Fairy Tail TC, Alessandro Gocciadoro, 3 Fra Danilo Pax, Salvatore Valentino, 4 Freccia Spritz, Andrea Farolfi, 5 Ferilli Griff, Marco Stefani, 6 Forgia dei Venti, Giuseppe Lombardo, in seconda fila 7 Freud dei Greppi, Enrico Montagna. Macchina stacca con l'errore di Fairy Tail TC, è veloce Freccia Numero Spritz che 2, prende l'iniziativa Fairy Tail nei TC, confronti di Ferilli squalificato. Griff che si sistema in seconda posizione. Poi Freccia Nera R, quindi Fra Danilo Pax all'esterno, Forgia dei Venti, in coda Freud dei Greppi. Se ne vanno 200 metri in 15,2. Preso la testa Freccia Spritz, che ora prova a rallentare il ritmo. Nella sua scia c'è Ferilli Griff, poi Freccia Nera R, mentre risale allo scoperto Forgia dei Venti. 31,6 per il primo quarto di gara e Forgia dei Venti arriva a lato di Ferilli Griff, cerca di portarsi sulla testa della corsa. Se ne vanno 600, l'errore di Ferilli Griff. Se ne vanno 600 metri in Numero 48. 5, Ferilli Griff, E così Forgia dei Venti si può sistemare seconda alla corda, almeno prova a farlo, però c'è l'inserimento da parte di Freccia Nera R che va a diretto contatto di Freccia Spritz. Forgia dei Venti rimane così di fuori, 31,6 anche il secondo quarto di gara. All'avanguardia Freccia Spritz, seconda in corda Freccia Nera R. Al largo c'è Forgia dei Venti con in scia Freud dei Greppi, alla retroguardia Fra Danilo Pax. Il chilometro in 1,18,5, fa sul serio ora Forgia dei Venti che va all'attacco di Freccia Spritz, la quale prova a replicare, si mantiene a contatto Freccia Nera R, poi Freud dei Greppi a 400 dalla conclusione, una frazione in 14,3, allunga Freccia Spritz da Forgia dei Venti che si sistema in scia. In vantaggio sempre Freccia Spritz, anche se è peggiorata un po' di camminata. Quando siamo a 200 dal palo, Freccia in vantaggio, Forgia nella sua scia, poi Freccia Nera e quindi Freud dei Greppi. La retta d'arrivo per Freccia Spritz che allunga. Freccia Spritz che nel finale viene a vincere nei confronti di Forgia dei Venti. Al terzo posto Freud dei Greppi, 1,16,7, 32 la chiusa, meno di un minuto a chiudere. Nonostante la sgambatura non promettente, Andrea Farolfi ed Andrea Sarzetto rimediano con diversi accorgimenti Freccia Spritz, che porta a casa la vittoria, la figlia di Igor Fonte Night Lover. Andrea Sarzetto al training, la scuderia Valle Falconera alla proprietà.